Quinta corsa, cavalli di 5-6 anni sono in 11, 1 Bella, 2 Basket Cam, 3 Bellatrix Font, 4 Bonton, 5 Bianco Cipriani, 6 Olli Molli, seconda fila 7 Azzurra Tab, 8 Bruno Sca, 9 Bambin, 10 Bertes M, 11 Brivido Rich. Stacco della macchina, l'errore di Bellatrix Font, veloce, numero bella, 3 attaccata all'esterno da Bianco squalificato, Cipriani, l'errore anche numero di 2 Basket Cam squalificato, siamo sulla curva con Tommaso Gambino che è riuscito a rimanere numero davanti con 7 Bella Azzurra Tab davanti squalificato, a Bianco Cipriani, poi partito benissimo dalla seconda fila Brivido Rich che si sistema terzo davanti a Bonton, poi Olli Molli e Bambin che sposta all'esterno e si mette sulle gambe. Arriviamo al paletto dei 400 metri, passato da Bella in 32. Cavalli abbastanza sgranati sulla seconda curva con il solo Bambin che prova ad avanzare. Vediamo Roberto Vecchione se provvederà all'anticipo, così è. Quindi Bambin si trova in terza ruota, Brivido Rich avanza sui primi, intanto 600 che vanno via in 46, siamo al passaggio davanti alle tribune con Brivido Rich numero che ha anticipato 4, Bambin, Bonton, ora squalificato. ripiega nella sua scia Andrea Farolfi, intanto sempre seconda alla corda Bianco Cipriani, giro in 1 minuto e 7 decimi, ancora 30 e mezzo il secondo quarto con Bella che a sto punto la mette sul ritmo. Poi sempre Brivido Rich che va a respirare ancora un po' nella sua scia, sempre tenendosi pronto all'anticipo su Bambin, chilometro in 1.15.8, ora Andrea Farolfi fa sul serio col figlio di Nesta F e viene via cattivo in terza ruota, Brivido Rich ci prova ancora a anticiparlo ma ha meno energie del maschio che avanza e va direttamente a contatto di Bella per passare già tra i 3,50 finali. Bambin padrone della situazione, Bella e Brivido Rich, poi Olli Molli che prova dalle retrovie ma Bambin ha preso un vantaggio davvero importante, 29-7 il terzo quarto, retta d'arrivo, è una passerella per questo figlio di Nesta F veramente interessante, mentre Brivido Rich è buon secondo su Bella per il quarto, sono vicini Olli Molli e all'interno Bianco Cipriani. 1.14.6 la media al chilometro per l'ennesimo successo di Bambin, Andrea Farolfi, Andrea Sarzetto al training per la scuderia Elite Horse, davvero interessante il figlio di Nesta F che è venuto a vincere nel più facile dei modi da favorito alla Quinta di Bologna.